partire dalle esigenze vere e concrete evidenziate dagli imprenditori e dalle aziende del territorio per cercare le risposte alle loro richieste di sostegno. Un incontro dedicato a imprenditori, professionisti e consulenti aziendali, organizzato da una banca di credito cooperativo, la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, nella sede della Fondazione Quoa ad Altavilla in provincia di Vicenza, ha rilanciato i temi delle tante opportunità per le imprese. Oggi proponiamo delle nuove soluzioni per la finanza, che non è solo il credito, è anche quella verso il mercato dei capitali, quindi i mini bond, i PIR, che saranno sicuramente fonti di finanziamento per tutte le imprese nel medio e lungo termine. E ecco allora che con i bond, gli investitori istituzionali e tutte queste infrastrutture oggi in parte assenti saranno importantissime per il ruolo che potrà avere il sistema del credito cooperativo. Noi siamo stati abituati in Italia, quando dobbiamo fare un investimento di 100 euro, di 90 trovarli nel mercato del credito e 10 al nostro interno, e dobbiamo avvicinarci invece verso altri paesi anglosassoni dove il 70 è preso dall'interno e il 30 dall'esterno, e quindi anche verso mercati finanziari, mercati obbligazionari e non solo nel mercato del credito. Nei primi 3 mesi del 2018 le richieste di finanziamento da parte delle imprese alle BCC sono aumentate del 34%, un segnale estremamente positivo. Sono attualmente oltre 13.300 le PMI finanziate dal credito cooperativo, per un totale di finanziamenti approvati che supera i 2,2 miliardi di euro nell'ambito delle agevolazioni per il credito. Forse non tutte le imprese sanno che Non tutte le imprese sanno che c'è la possibilità di utilizzare una garanzia da parte dello Stato per accedere al credito. Esiste una garanzia, un fondo centrale di garanzia gestito dal Mediocredito Centrale che mette a disposizione per ogni partita IVA, pensate, 2,5 milioni di garanzia, proprio per intervenire a supporto delle imprese nei confronti delle banche. Quindi quando l'impresa ha bisogno di un finanziamento, anziché trovare dall'altra parte la banca che gli chiede le solite garanzie reali, ipoteche e quant'altro, si può attivare questa garanzia pubblica dello Stato. Un'agevolazione che noi come sistema del credito cooperativo stiamo utilizzando tantissimo, addirittura abbiamo un supporto centrale, un sistema di service per oltre 140 BCC sul territorio per cercare di mettere sempre accanto all'impresa questa opportunità. come le imprese possono attraverso questo fondo riformato arrivare ad ottenere questi finanziamenti? Sì, l'impresa deve rivolgersi alla banca. Con la riforma del fondo bisogna fare un po' tutti insieme squadra intorno all'impresa, banche, associazioni, consulenti, per cercare sempre più di portare poi sul territorio questa agevolazione sulle nostre imprese. Le opportunità di cui si parla oggi sono valutate dalle aziende in modo concreto come vere opportunità? Sono delle vere opportunità. Il Fondo del Mediocredito Centrale, che è l'argomento dell'incontro di oggi, è uno strumento essenziale, basilare, perché consente alle aziende di avere delle linee di affidamento controgarantite, diciamo, dal Fondo Mediocredito Centrale per le banche che lo erogano, a condizioni e tassi assolutamente più agevolati rispetto a quello che è una linea normale. Sono delle opportunità. I mini bond, secondo il mio punto di vista, un po' secondo tutta l'imprenditoria, sarà il futuro del mondo bancario o dei fondi che daranno la possibilità alle aziende di essere finanziate.